match da non perdere. Da una parte una squadra che sta mantenendo un gran ritmo in questa stagione, attestandosi stabilmente nelle zone alte di classifica, subito a ridosso del big del campionato. Dall'altra una formazione che da quando è in Serie A non aveva mai mostrato un tale livello di gioco e prestazioni, e dopo aver ottenuto la qualificazione alla finale di Coppa Italia vuole giocarsi fino in fondo le proprie chance di post season. Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatotto. È la 19ª giornata, la sesta di ritorno del campionato di Serie A Fables. È Audace Calcio a 5 Verona, Lazio Calcio a 5 Global. Le rossonere di Andrea Rossi sono reduci dalla preventivabile sconfitta di Bitonto, match che ha comunque fornito buone indicazioni al tecnico vicentino, e oggi vogliono approfittare dello stop del Cagliari per riprendersi l'ottava piazza solitaria. Le biancocelesti di Daniele Chirelli si sono rinforzate rispetto alla scorsa stagione, stanno mantenendo un ottimo rollino di marcia, hanno appena travolto l'Atletico Foligno tra le mura di casa e vogliono ipotecare la qualificazione ai playoff, avvicinandosi ulteriormente alla top 4. Ci aspetta dunque un match molto equilibrato, come testimoniato da risultato e andamento della gara d'andata. Andiamo subito alla lettura dei due roster in campo oggi, con l'Audace Calcio a 5 Verona di Andrea Rossi, che si presenta con 1 Verdù, 2 Pomposelli, 3 Puttoff, 7 Chiara Persiano, 9 Arakawa, 10 Decao, 11 Zandonà, 12 Giulia Ferreira dos Santos, 14 Ficcetto, 22 De Angelis, 27 Zardini, 28 Biasiolo. Dall'altra parte la Lazio Calcio a 5 Global di Daniele Chilelli, con il numero 2 Pantano, 3 Colucci, 4 Conticelli, 5 Siclari, 6 Barca, 7 Pasqual, 10 Gurrieri, 11 Ruffini, 13 Iochisalo, 20 Umbro, 22 Peppe, 77 Vanessa Cristina Pereira. La terna arbitrale quest'oggi al Pala Lupatotina è composta da Denis Preccai di Treviglio e Mattia Landi di Prato, che sono i due arbitri. Al crono Andrea Saggese di Rovereto. Le due squadre hanno già ultimato, diciamo, i convenevoli di rito con appunto il saluto a centrocampo e adesso la vincendevole carica davanti alle rispettive panchine. L'Audace attaccherà nel primo tempo da sinistra a destra dei vostri schermi, gli schermi di Futsal TV e del canale ufficiale della divisione Calcio a 5 YouTube. L'Audace appunto con la casacca, la maglia bianca con dettagli rosso-neri e i pantaloncini rossi. Dall'altra parte completo blu scuro, diventa il grigio da parte della Lazio Calcio a 5 Global. Lazio che davvero in questa stagione sta tenendo un gran ritmo, è sesta in questo momento con 30 punti, ben 60 reti fatte. Forse l'unico aspetto leggermente negativo sono le 48 reti subite, una delle peggiori, diciamo, della parte alta della classifica. Sicuramente comunque una squadra che sta ben figurando e ha decisamente aumentato, pur avendo perso Matievic e Taina Santos, il livello della scorsa stagione, quando 29 punti li raggiunse in un totale di 22 partite, cioè al termine della stagione regolare, chiusa anch'essa anche l'anno scorso appunto al sesto posto, con l'eliminazione poi al primo turno di playoff per mano del Tiki Taka Francavilla. È cominciato il match, il primo pallone lo gioca subito la Lazio con un pallone lungo da parte di Vanessa Pereira, che mette un po' in difficoltà Verdù sulla pressione degli attaccanti di Daniele Chirelli. Marianna Peppe a vedere il pallone, prova poi la sponda aerea Corinne Pasqual, l'ex tra le altre, ultima esperienza alla Real State, ex anche Ternana e Falconara. È stato il pallone lungo di Vanessa Cristina Pereira, che ha messo un po' in difficoltà Verdù, che ha allontanato con un po' di patemi, qualche patema per allontanare il pallone, ha smanacciato. E dunque dopo pochi secondi la Lazio subito insidiosa dalle parti appunto del portiere spagnolo ex VIP. Controlla proprio Corinne Pasquale, fermata dal raddoppio di Puttoff e Arakawa. È proprio la giapponese ex Atletico Foligno che allarga per De Angelis, a riposo settimana scorsa nel match perso 8-0 al Pala Pansini di Giovinazzo contro il Bitonto, match che nonostante il netto divario a livello di risultato ha comunque fornito, come detto in apertura di cronaca, delle buone indicazioni a Andrea Rossi. L'Audace più volte vicino al gol, tranne che appunto il Bitonto di Gianluca Marzoli, squadra troppo forte a questi livelli. E poi senza praticamente accorgersene ci si trova sotto di 4, 5, 6 reti contro una squadra davvero di categoria superiore. C'è stato un tentativo velleitario da parte di Giulia Ferreira dos Santos, una delle giocatrici più in forma, più brillanti dell'ultimo periodo, dell'ultimo mese e mezzo anche dell'Audace Verona.
Ci ha provato però con un appunto tentativo con il mancino lontano dalla porta di Marianna Pepe. Nel frattempo poi il match è ripreso con la giocata tentata da Nanako Arakawa, poi l'ottimo pressing di Ferreira che costringe Cecilia Barca ad allontanare in fallo laterale, rimessa dunque in gioco per l'Audace Verona in zona offensiva, lato sinistro del fronte offensivo rossonero, con la battuta di De Angelis, palla per Ferreira, Puttoff ancora all'indietro dalla 12 ex Lamezia, la 9 ex Atletico Foligno invece riceve Arakawa in diagonale con il destro, ha parato Marianna Pepe, e poi un rimpallo, un flipper tra Barca e Siclari che concede il corner all'Audace Verona, corner che sarà battuto dal lato destro invece del fronte offensivo rossonero. Se ne incarica Luana Puttoff, Audace che ha approcciato nel migliore dei modi il match, scambio Puttoff-Ferreira, scambio tutto verde-oro. L'ultimo tocco è di Valentina Siclari, seconda miglior marcatrice in questa stagione per la Lazio Calcio 5 Global, 13 reti. Ancora uno scambio ravvicinato Puttoff-Ferreira, questa volta Ferreira non torna dalla compagna ma cerca di mettere dentro di prima intenzione, allontanato nuovamente la difesa biancoceleste. Puttoff cerca di andare dentro, non ha compagne libere, preferisce giocare direttamente verso Pepe che non si fa sorprendere ovviamente. Nel frattempo Puttoff che spinge forse irregolarmente alle spalle Siclari, non è dello stesso avviso la coppia arbitrale, né Precai né Landi, rispettivamente di Treviglio e Prato, fischiano il fallo, dunque si resta sullo 0-0 non solo per i gol ma anche appunto per le irregolarità commesse dalle due squadre. La Lazio ora che batterà una rimessa laterale, la batte con Vanessa Cristina Pereira, l'ex Molfetta, già la Lazio comunque 3 stagioni fa, che ha giocato con Pepe, poi Siclari, lungo per Pasquale che si lamenta all'indirizzo di Precai per una trattenuta ai suoi danni da parte di, attenzione a Barca che la trattenuta da parte di Puttoff, intanto grande giocata di Ferreira, Ferreira che prova ad andare, Ferreira che cerca Puttoff dal lato debole. Nel frattempo Precai che va a ridarguire, a cercare di riportare alla calma Pasquale. Rea a suo avviso di aver protestato un po' troppo in precedenza, c'era stato un retropassaggio errato, se non sbaglio, da parte di Benedetta De Angelis. Bravissima Marta Verdú-Agnon che ha anticipato proprio Cecilia Barca che si stava per involare, stava per approfittare della palla vagante, diciamo del passaggio troppo corto, troppo debole all'indietro da parte di De Angelis, che ora ci ha provato sugli sviluppi del corner dopo aver scambiato con Puttoff. Palla sull'esterno della rete, recuperato già Ferreira, palla per De Angelis, dentro per Puttoff, molto brava, molto lucida Cecilia Barca a lasciar scorrere il pallone alle sue spalle con un velo per evitare deviazioni che sarebbero potute essere mortifere per il proprio portiere e per la propria squadra. Per Marianna Pepe tutta la Lazio Calcio 5 Global e far sfilare in fallo laterale dall'altra parte ancora Pasquale che viene toccata dura al volto probabilmente da Benedetta De Angelis in raddoppio di marcatura. Era in anticipo la giocatrice con la maglia numero 22 all'Audace da dicembre 2020, che nel corso di questa stagione nel match dello scorso novembre 2024 contro l'Atletico Foligno ha raggiunto le 100 presenze in rossonero. È stata per questo premiata con una targa da parte della società del presidente Betteghella. È stato un tentativo parte appunto di De Angelis che aveva colpito inavvertitamente e ovviamente in modo involontario Pasquale, già un cenno di intesa tra le due. Palla lunga nel frattempo da parte di Siclari proprio verso la giocatrice spagnola, classe 81, veterana di questo sport già da molti anni nel nostro paese. È proprio Barca poi che va ad anticipare di testa Arakawa, ad intercettare di testa il lancio con le mani di Verdú verso Arakawa. Ancora nessun cambio per i due tecnici, per Rossi da una parte e Chilelli dall'altra, dopo 3 minuti di gioco esatti, ne mancano 17 al termine del primo tempo. Al Palio Patottina per la 19esima giornata della Serie A Fables è ovviamente 0-0 tra Audace Verona e Lazio Global. Il tentativo di dai e vai di 1-2 tra due giocatrici che, viste dalla nostra postazione, si somigliano molto, come Benedetta De Angelis e Giulia Ferreira dos Santos. Il tentativo però non è andato a buon fine, ha recuperato però nel frattempo già palla l'Audace con un pallone terminato in fallo laterale. Puttoff cerca lungolina proprio De Angelis, ci mette una pezza e va a deviare in fallo laterale proprio davanti alla panchina rossonera Corinne Pasquale.
Puttoff, Giulia Ferreira cerca il primo possesso l'Audace in zona arretrata, prova ad alzare la pressione proprio la formazione biancoceleste. Ferreira cerca il lancio e lo trova però lungo per Arakawa. C'è stato però il fallo ai danni di Puttoff, che scaricava il pallone proprio verso la connazionale Giulia Ferreira. La spinta, intervento in ritardo da parte di Pasqual, che viene ammonita da Precai, che va probabilmente a punirla oltre che per il fallo in sé anche per le precedenti proteste. E dunque il primo fallo della gara porta anche il primo cartellino giallo all'indirizzo di Corinne Pasqual dopo 3 minuti e 31 secondi di gioco. Calcio di punizione alla 3/4 di sinistra del fronte offensivo rossonero. Ferreira all'indietro da Puttoff, che allarga, anzi cerca il pallone direttamente in verticale per Giulia Ferreira, che non ne capisce le intenzioni. Comunque il pallone era troppo lungo. Nel frattempo primo cambio per Andrea Rossi, con Pomposelli al posto di Luana Puttoff, Sicleri sulla sinistra per Vanessa Cristina Pereira. Barca all'interno del cerchio di centrocampo, osserva il movimento delle compagne, va a servire Sicleri con un pallone forse troppo potente, troppo forte da controllare e da indirizzare nel migliore dei modi da parte della compagna, che cercava poi di servire Vanessa Pereira sul lato opposto. Ferreira invece cerca con un pallone a metà strada, intercettato da Barca. Attenzione a Pasqual, che può azionare la palla verso Vanessa Pereira, che prova con la puntata mancina la deviazione decisiva di Pomposelli ad anticipare anche l'intervento di Verdù. Calcio d'angolo, azione pericolosa della Lazio Global, con il tentativo in banda sulla destra da parte di Pasqual, che aveva messo dentro per Pereira. Se guardate il pallone sul mancino, provato con una mezza punta, mezzo esterno. Deviazione decisiva di Pomposelli. Ora è stata Verdù a mettere nuovamente in corner sul nuovo tentativo di Vanessa Pereira. Ancora scambio con Pasqual, la stessa numero 77, ex tra le altre, ultima esperienza lo scorso anno al femminile Molfetta. Mette dentro un pallone troppo lungo che si perde in fallo laterale dal lato opposto. Rimessa quindi per la formazione rossonera di Andrea Rossi, padrona di casa. 0-0 ancora al Palla Lupatotina. Grande giocata De Angelis, è la prima vera occasione della gara, la più importante fin qui. La firma l'Audace Verona, con la bella iniziativa da parte di Ferreira e Benedetta De Angelis, che ha anticipato la diretta avversaria con la testa. Si è portato avanti il pallone, ha calciato in diagonale con il destro, palla fuori di poco alla destra di Marianna Peppe. Prima occasione importante per l'Audace Verona, forse la più importante del match, che fa il paio probabilmente con quella in precedenza di Vanessa Cristina Pereira. Questa forse, mi sento di dire, un po' più chiara, un po' più limpida. E dunque Benedetta De Angelis vicina all'8° gol in stagione. 7 gol per una giocatrice fin qui davvero decisiva e a tratti incontenibili, soprattutto in alcune partite viste qui alla Palla Lupatotina. L'ultima 2 settimane fa contro la femminile Molfetta, 5-0, con 2 reti proprio della giocatrice maglia numero 22, che aveva aperto e chiuso le marcature del pomeriggio del 9 febbraio qui al Palla Lupatotina. Siamo entrati da 2 secondi nel 6° minuto di gioco, 14:58 al termine del primo tempo al Palla Lupatotina, con il calcio d'angolo battuto dalla Lazio Global, con la palla però che dopo un rimpallo è dell'Audace Verona. Pomposelli ha scambiato con Verdù, cerca di guadagnare qualche metro, alza la pressione la formazione di Chilelli con Colucci appena entrata sul parquet. Trattenuta irregolare ai danni di Giulia Ferreira, il secondo fallo della Lazio Global, uno commesso anche in precedenza dall'Audace Verona con l'ostruzione, la giocata fallosa di Pomposelli su Vanessa Cristina Pereira, che cercava di fuggire lungolinea sul layout di destra del fronte offensivo biancoceleste. Pomposelli cerca la palla filtrante in verticale per l'inserimento centrale di Luana Puttoff. Iochisalo, è entrata anche l'ex TNT Royal Lamezia, a segno nella gara d'andata, a segno anche lo scorso anno, sia all'andata che al ritorno, con la maglia appunto della formazione calabrese, che quest'anno è mestamente ultima in classifica contro l'Audace Verona. Per ricordare addirittura il 9-0 della gara di ritorno appunto in Calabria dello scorso anno.
risultato clamoroso contro la formazione di Kim Serandrei all'epoca. Diciamo Emilia Jokisalo, classe 98, finlandese, punto fermo e di riferimento anche della nazionale del proprio paese. Infatti prova la verticalizzazione Colucci per Sicleri, brava e lucida Ferreira a lasciar scorrere il pallone in fallo di fondo, già battuto da Verdù, palla dentro di De Angelis per Puttov, gran palla per Ferreira, Ferreira! Tarda forse la battuta, poteva andare di prima, murata da Pepe, ancora Ferreira che cerca di calciare, palla pericolosa che danza vicina alla porta, recupera ancora Puttov, Ferreira può calciare col mancino, si oppone Barca, lamentele, proteste da parte del pubblico di casa di fede rossonera e Precai che va poi a redarguire e a cercare di riportare alla calma Giulia Ferreira per una protesta forse un po' troppo veemente e vigorosa. Azione confusa, però non semplicissima nemmeno da commentare davanti alla porta di Marianna Pepe. Prima la bella giocata di Puttov che ha allargato sul lato debole per Ferreira, appunto sopraggiungeva da destra, poteva forse andare di prima intenzione a calciare verso la porta biancocelesta, controllato però e ha forse perso l'attimo giusto, calciando ormai adesso Pepe, attenzione Pomposelli che trova il gol del vantaggio dell'Audace Verona al 7° minuto. Arianna Pomposelli è in vantaggio l'Audace Verona 1-0, 11° gol stagionale dell'ex kick-off tra le altre. Bella giocata di Puttov che sulla rimessa laterale ha scavalcato tutta la difesa biancoceleste, ha cercato sul lato sinistro del fronte offensivo rossonero Pomposelli che ci ha provato prima con un tiro cross da posizione defilata respinto da Pepe sul tap-in, sulla respinta. Attenzione nel frattempo a Vanessa Pereira che calcia un bel tiro a giro quasi che ricordava una giocata del calcio a 11, un tiro a giro che era diretto verso il palo opposto. Infatti Pomposelli con una giocata ad alta scuola con il tacco di prima sul lancio di Verdù. Diciamo dunque sul tap-in di ancora di Pomposelli, sulla respinta di Pepe, è stata proprio Pomposelli a calciare di prima intenzione nuovamente per la seconda volta nel giro di pochissimi secondi e a infilare la posizione ancora defilata, ma questa volta con Pepe leggermente fuori traiettoria, leggermente fuori dai pali dopo la prima respinta. E dunque al 7° minuto Audace che mi sento di dire meritatamente in vantaggio per quanto costruito in precedenza e per le occasioni create, soprattutto appunto con Puttov e Giulia Ferreira. Con il mancino di prima intenzione al volo Vanessa Cristina Pereira con la palla che si perde sul fondo, pericolosa comunque la Lazio che prova a reagire, ci ha già provato in 2 occasioni nel giro di pochi secondi con la numero 77, a segno già 14 volte in stagione, miglior marcatrice laziale questa prima stagione e mezza, questa prima girone e metà del ritorno, girone andata e metà del ritorno. Miglior marcatrice invece dell'Audace è proprio Arianna Pomposelli che è diventata ancora di più con questo gol che ha aperto le marcature al palo Lupatotina. Sono 11 in stagione. Ferreira, Pomposelli cerca il movimento delle compagne, su di lei impressione Emilia Jokisalo. Pomposelli che lungolinea fa correre per Puttov con la testa poi Pasquale verso Jokisalo che scambia con Vanessa Cristina Pereira che prova a mettere dentro un pallone invitante, interessante per le compagne. Ha respinto Puttov concedendo solamente la rimessa laterale alla Lazio di Daniele Chilelli, chiamata ora a reagire dopo il gol del vantaggio subito un minuto fa da Arianna Pomposelli. 11° gol stagionale per la numero 2 rossonera. È proprio Pomposelli che respinge questo tentativo, va a cercare di portare nel break offensivo Colucci, la giocata Colucci calcia, respinge Biasiolo, ancora Jokisalo che cerca di portarsi il pallone sul destro a mettere dentro, la deviazione di Ulana Puttov a concedere il corner alla Lazio. Reazione veemente nella squadra di Chilelli, della formazione ospite, che nel giro di un minuto, un giro di lancette dopo il svantaggio, il gol dello svantaggio subito, separata più volte dalle parti di Verdù. Ancora Colucci, anche lei tra le più positive in questa stagione, 9 gol realizzati per l'ex Pelletterie. Controlla il pallone in zona pericolosa, in zona un po' complicata sulla pressione di Puttov, concede il corner all'Audace Verona, 12 minuti e 8 secondi, 1-0 Audace, la rete al 7° di Arianna Pomposelli.
Putto fa la battuta del corner, ancora scambio con Ferreira che va per Pomposelli, palla leggermente troppo lunga, bella però l'intenzione, bello lo sviluppo sulla battuta del corner, poi troppo frettolosa forse Vanessa Pereira, ha capito tutto Pomposelli, palla verso Ferreira, Ferreira che calcia, la ostacola in modo decisivo mettendo in corner Corinne Pasquale, in difficoltà la Lazio quando riparte l'Audace. E dunque nuovo calcio d'angolo per la formazione di Andrea Rossi, lo batterà Luana Putto, fa ancora corto per Ferreira che cerca ancora con il tacco, meglio con la pisata Luana Puttoff, e poi dal rimpallo esce vincente Emilia Iochisalo, Corinne Pasquale si allunga troppo il pallone, la rimprovera Mattia Landi di Prato, le consiglia, le chiede cortesemente di lasciare il pallone, non scagliarlo lontano, lasciarlo nelle disponibilità di chi poi deve andare a battere la rimessa. Fermata da Vanessa Cristina Pereira. Pomposelli recupera comunque l'Audace con Biasiolo, indietro da Verdù, si alza in pressione Colucci, è costretta a lanciare lungo, Verdù la stava comunque giocando bene, la palla verso Giulia Ferreira, palla leggermente troppo lunga, rimessa laterale dunque in favore della Lazio. Audace dunque che vuole rimpossessarsi dell'ottavo posto solitario, in questo momento è a pari merito all'ottavo posto a 16 punti con il Cagliari, con una peggior differenza reti, anche uno svantaggio negli scontri diretti con la sconfitta sia all'andata che al ritorno, sia qui al Pala Patotina lo scorso ottobre che 3 settimane fa al Palaconi di Cagliari, ma vuole approfittare, vuole riprendersi l'ottavo posto solitario, approfittando appunto della sconfitta del Cagliari nel match di oggi delle ore 12, 5-0 sul parquet dello Casa Falconara. È troppo presto però per fare questi calcoli, c'è più di una partita di un tempo e mezzo da giocare, mancano 10 minuti e 50 secondi al termine del primo tempo e poi ci sono tutti i secondi 20 minuti. C'è il fallo nel frattempo di Carola Colucci ai danni di Luana Puttoff, duello tra le due numero 3 in campo. È invece la numero 10 dell'Audace Verona ad entrare sul parquet per la prima volta in questo match, Elena De Cao, che riceve proprio l'imbucata da parte di Luana Puttoff, difende bene e restituisce proprio al capitano rossonero. Ferreira entra dentro il campo, lo taglia da destra a sinistra, cervendo Luana Puttoff, poi vincente il blocco di Colucci ai danni dell'ex Lamezia. Tante ex Lamezia in campo, appunto Iochisalo, Giulia Ferreira, Marianna Peppe, compagne lo scorso anno. Tante appunto giocatrici. Ci sarebbe stato anche Giulia Vadalà, che però non risulta in distinta. Iochisalo all'indietro da Corinne Pasquale, che allarga sulla destra per Vanessa Cristina Pereira, all'indietro ancora dalla finlandese, lancia lungo in una zona in cui c'è però solo Luana Puttoff, che può tranquillamente giocare verso De Cao, che controlla bene con il petto. Serve nuovamente Puttoff, che guadagna metri, l'imbucata per De Angelis, che perde poi il pallone sul raddoppio di Pasquale con l'aiuto di Colucci. Iochisalo un po' di spazio, Iochisalo calcia, lo fa molto bene, costringe alla deviazione in calcio d'angolo Marta Verdù. Calcio d'angolo da sinistra per la Lazio Global, con la bella parata di Marta Verdù Agnon, ex Tiene VIP e Infinity, classe 99, giocatrice appunto spagnola. Palla messa in corner da una giocatrice che si è presa ormai la titolarità del ruolo della porta rossonera da diverse settimane, titolarità ormai indiscussa per la formazione di Andrea Rossi. Calcia al volo Pasquale direttamente dal corner battuto da Colucci, scarabocchiata la conclusione da parte della 7 ex Real State, ma anche Ternana e Falconara. Palla addirittura in fallo laterale, battuto da De Angelis. De Cao in anticipo su di lei Pasquale, Colucci spalla alla porta, ne ferma l'incedere De Angelis, con l'aiuto poi anche di Giulia Ferreira. Ora De Cao, fase un po' convulsa della gara, cerca di mettere ordine Pasquale allargando per Vanessa Cristina Pereira, la affronta, la attende Benedetta De Angelis, che non le lascia spazio per la battuta a rete. Lo scambio con Pasquale, ancora Pereira da lontano, poi in difficoltà con un intervento con i piedi
per non rischiare Marta Verdù, mette in fallo laterale dal fronte destro del lato destro del fronte offensivo biancoceleste, va direttamente con una conclusione, un tiro cross Emilia Cristina Jokisalo, siamo appunto finlandese classe 98, che aveva già avuto un'esperienza nel nostro paese con l'Atletico Chiaravalle in Serie B e poi appunto lo scorso anno al TNT Royal Lamezia. Vanessa Cristina Pereira che cerca la giocata per Colucci, palla verso Pasquali, il miracolo, l'autentico miracolo da parte di Marta Verdù, grande giocata a un tocco, tutta in velocità da parte della Lazio, con la palla da parte di Jokisalo verso Colucci, spalla alla porta, bella sponda di prima per Pasquale, battuta poi verso la rete di prima intenzione da parte dell'ex Realstat, e poi attenzione alla giocata questa volta errata da parte di Marta Verdù Agnone. C'è il pareggio della Lazio Global, meritato per quanto visto negli ultimi minuti di gioco da parte di Vanessa Cristina Pereira, che all'11° firma l'1-1 ed è il 15° gol stagionale per la brasiliana. Il 15° gol in campionato per la classe 88 nativa di Patos de Minas, con il tentativo con il mancino da lontano leggibile Marta Verdù, tentativo però potente che ha un po' diciamo piegato le mani a Verdù, che non è riuscita a trattenere, pallone che poi si è beffardamente impennato e infilato alle spalle del portiere spagnolo, in questo caso mi spiace dirlo non irreprensibile dopo ottimi interventi, l'ultimo dei quali decisivo e davvero l'occasione proprio del calcio d'angolo poi scaturito. Bello scambio De Angelis nell'entrata Zannona De Angelis, che ha cercato poi De Cao senza successo, palla leggermente troppo lunga per la 10 classe 2003. Diciamo dunque decisiva e superlativa in diverse occasioni Verdù, l'ultima volta appunto con una grande parata su Pasquale, proprio nell'occasione del corner pochissimi secondi prima, da cui poi è scaturito il gol del pareggio, su cui invece non è stata perfetta e irreprensibile su un tiro leggibile da parte di Vanessa Cristina Pereira, potente però, che attenzione a Colucci che calcia in diagonale sull'uscita di Verdù, la supera ma non centra la porta. Grande occasione per la Lazio per andare a ribaltare il punteggio nel giro di praticamente 60 secondi tra 11° e 12°. L'errore forse di Verdù è stato quello di cercare di trattenere il pallone, non è che appunto è rimbalzato, si è impennato ed è andato ad infilarsi nella porta alle spalle del portiere spagnolo. 1-1 dunque, hanno segnato le due marcatrici regine delle due squadre, da una parte Pomposelli che ha segnato l'11° gol della propria stagione e dall'altra Vanessa Cristina Pereira invece alla 15° marcatura, al 7° Pomposelli, all'11° Vanessa Cristina Pereira. 1-1 dunque scritto sul tabellone del Pala Lupatotina. Calcio d'angolo per l'Audace battuto da De Angelis che cerca De Cao, il fallo ai suoi danni da parte di Carola Colucci che chiede scusa, l'aiuta a rialzarsi. Calcio di punizione per l'Audace Verona da posizione più che invitante, il quarto fallo dalla Lazio Global, che deve stare attenta a non commettere altre due infrazioni nel corso dei prossimi 8 minuti e 5 secondi. Punizione dunque dalla tre quarti offensiva dell'Audace Verona, la posizione centrale, posizione molto invitante per il destro, potente e molto spesso preciso da parte di Elena De Cao, che calcia fin troppo preciso, una bordata clamorosa sulla traversa. Grande occasione per l'Audace Verona, una occasione al fulmicotone da parte di Elena De Cao, con il destro a lasciare di sasso Marianna Pepe, che non è intervenuto, non ha toccato, palla sulla traversa. Grande occasione per l'Audace per tornare in vantaggio per la seconda volta dopo il primo firmato da Pomposelli. De Angelis, lo scambio con Arakawa, il tentativo in diagonale fermato da Vanessa Pereira, che chiama alla salita le compagne. Sicleri che cerca di coordinarsi, controlla non benissimo e poi c'è intervento difensivo decisivo da parte di
De Angelis, rimane a terra, un po' dolorante, aiutato ora a rialzarsi da Eleonora Zandonà. Nulla di grave, un po' zoppicante, ma sembra essersi ripresa al meglio la giocatrice con la maglia numero 22 che era intervenuta ottimamente sul tentativo da parte di Valentina Siclari. Le giocatrici che sono, diciamo, al secondo posto della classifica marcatrici interna delle due squadre. De Angelis miglior marcatrice della Lazio dopo Pomposelli con 7 reti, Siclari seconda solamente a Vanessa Pereira con 13 per la squadra di Daniele Chilelli, che vede appunto con 15 dopo il gol dell'1-1 Vanessa, 13 Siclari, 9 Colucci, 7 Pasquale, poi via via le altre con a 6 anche Emilia Iochisalo, per la Lazio invece 10 Pomposelli, 7 De Angelis, 6 Giulia Ferreira, 5 De Cao per restare, diciamo, alle prime posizioni. Il tentativo di allontanare da parte di Arakawa, anticipata però, attenzione a Pasquale che viene ingannata dall'uscita a vuoto da parte di Verdù, non decisissima in questa occasione, in questo frangente. Aveva anticipato sì Pasquale, ma poi aveva lasciato sfilare il pallone, fortunata diciamo, ad ingannare l'avversaria. Bello scambio tra Arakawa e De Cao, che poi però non si compie per un velo, per una indecisione da parte della giocatrice nipponica. Rimessa laterale giustamente della Lazio Global. C'è un po' di confusione, davvero inspiegabile. Attenzione a De Cao, De Cao, bravissima Barca ad intervenire, davvero inspiegabile come la è rimasta a terra nel frattempo Cecilia Barca. Davvero confusione, una frangente, una fase della gara gestita malissimo dai due arbitri, con una rimessa laterale che sembrava nettamente, ma nettamente in favore della Lazio Global, con uno scambio nello stretto cercato tra Arakawa e De Cao, un velo da parte di Arakawa con il pallone che era poi andato in fallo laterale proprio davanti alla panchina dell'Audace Verona. Nessun altro tocco da parte delle giocatrici della Lazio, quindi si trattava, se non vado errato, davvero, se non mi è sfuggito qualcosa, di rimessa laterale per l'Audace Verona, per la Lazio Global, scusate, con infatti veementi le proteste da parte della panchina biancoceleste. Rimessa invece assegnata da Precai all'Audace Verona, battuta velocemente con De Cao che poteva involarsi a tu per tu con Marianna Pepe, furba comunque, sveglia l'Audace Verona con De Angelis che aveva battuta veloce. Attenzione a Zandonà, gran battuta con il mancino fermata da Iochisalo. Rimessa laterale proprio per la squadra di Andrea Rossi. Bravissima Cecilia Barca a fermare l'azione di De Cao a tu per tu con Pepe e a fermare appunto l'azione della giocatrice classe 2003. De Cao che mette dentro De Angelis, che calcia la deviazione prima di Vanessa Pereira e poi decisiva da parte di Marianna Pepe, molto brava a mettere in corner. Altra occasione per l'Audace Verona con il tentativo di De Angelis sulla bella iniziativa di De Cao che aveva guadagnato il fondo e messo bene all'indietro con De Angelis prima di arrivare a rimorchio. Ancora De Angelis che scambia con Arakawa, cerca di mettere dentro, tiro cross fermato da Iochisalo, poi Zandonà che calcia, questa volta palla direttamente sul fondo senza alcuna deviazione. Non c'è un attimo di sosta, un attimo di respiro in questa gara, davvero combattutissima, con occasioni chiare, clamorose da una parte e dall'altra. Un pareggio per il momento più che corretto per quanto visto fin qui, pareggio firmato come detto in precedenza delle reti di Pomposelli e Vanessa Pereira, giocatrice che va a subire il fallo da parte di Nanako Arakawa. Secondo fallo dell'Audace Verona, 4 ne ha commessi la Lazio Global, un solo cartellino giallo fin qui, quello affibbiato da Precai in avvio in occasione del primo fallo di questi 6 da parte di verso Pasquale, e c'è un altro palo colpito da Elena De Cao, questa volta con una conclusione sporca a pochi centimetri dalla porta di Marianna Pepe su iniziativa di Zandonà. Una bella palla con il mancino verso il secondo palo, un tiro cross insidiosissimo, una deviazione prima di Siclari poi di De Cao, con la palla che va ad infrangersi sul palo esterno e poi a rotolare in fallo di fondo. Altra grande occasione per l'Audace Verona. Attenzione a De Cao, De Cao che calcia in scivolata direttamente sul rilancio con le mani da parte di Verdù. Partita davvero
bellissima, davvero divertente, che non ha un attimo di sosta, così da una parte e dall'altra. Avevo detto meritato il pareggio della Lazio, 1-1 firmato da Vanessa Pereira, perché da qualche minuto la Lazio stava aggredendo l'avversario, si stava facendo vedere con pericolosità dalle parti di Verdù. Era stata miracolosa pochi secondi prima su Pasqual, poi però dall'1-1 in poi l'audace Verona nuovamente più pericolosa e più insidiosa dalle parti di Pepe, decisiva poco fa sul tiro di De Angelis, deviato davanti a lei da Vanessa Pereira, e poi fortunata invece salvata dal palo sulla deviazione distinto di Decao dopo la deviazione anche della difesa da parte di Sicleri. Pasqual cerca di far respirare la formazione di Chilelli, ancora Vanessa, ancora Pasqual, scambiano ripetutamente le due, torna proprio dalla 77 la 7. Sicleri, Vanessa, allarga nuovamente per l'ex Realstat, Pasqual, ancora dall'ex Molfetta, due ex pugliesi, palla dentro proprio di Pereira, strepitosa in ripiegamento difensivo De Angelis, che in scivolata va a fermare il tentativo di imbucata, la palla filtrante di Vanessa verso Pasqual. Brava poi anche Iochiselo a fermare l'azione di Decao. Duello, rimpallo tra Arakawa e Iochiselo. Pasqual verso Sicleri, ancora l'imbucata per Iochiselo, palla sul destro, la deviazione da parte di Nanako Arakawa, che concede il corner alla Lazio. Calcio a 5 Global a 4 minuti e 41 secondi dal termine del primo tempo, di un primo tempo davvero intensissimo e più che valido dal punto di vista tecnico, tattico e agonistico. Comunque abbiamo visto bellissime cose appunto anche dal punto di vista tecnico e qualitativo, e abbiamo visto un ritmo forsennato, indiavolato da parte di entrambe le squadre e occasioni ripetute da una parte e dall'altra. Partita combattutissima, come spesso, quasi sempre capita tra queste due squadre. Anche la gara d'andata terminata sul 2-2 con il doppio vantaggio firmato Iochiselo e Barca per la Lazio, e la formazione di Chilelli raggiunta da quella di Rossi nel finale con le reti di De Angelis e Giulia Ferreira, firmate in superiorità numerica per una 2-2 alla fine. Tutto sommato giusto anche questo 1-1 che sta maturando finché il palla rupato tiene in questi primi 16 minuti, poco meno di gioco. Attenzione a Decao che può condurre la ripartenza. Decao bravissima, Emilia Iochiselo che poi esulta come avesse segnato, incrociando lo sguardo e festeggiando praticamente assieme all'ex compagna anche alla Lamezia, Marianna Pepe. Insieme hanno fatto il tragitto Calabria-Lazio la scorsa estate. Strepitosa Iochiselo in ripiegamento difensivo da ultimo uomo, da ultimo baluardo difensivo. Riparte invece da questa parte la Lazio. Colucci! Ripartenza letale della Lazio al 17° minuto. Vantaggio Lazio. Carola Colucci, 1-2. Devastante ripartenza della Lazio Global sull'asse Vanessa Cristina Pereira Carola Colucci. La palla della 77 verso la 3, che a tu per tu con Verdù l'ha superata con freddezza, firmando il gol che le vale la doppia cifra stagionale, il gol numero 10 del suo campionato. Carola Colucci, l'ex Pelletterie, Visfondi e TNT Royal Lamezia tra le altre, alla Lazio dalla metà della scorsa stagione, la stagione 23-24. Dace davvero che si mangia le mani per quanto visto fin qui, un svantaggio alquanto immeritato, uno svantaggio subito su una ripartenza concessa in modo un po' ingenuo, partenza però magistralmente condotta da Vanessa Cristina Pereira e Carola Colucci, che appunto a tu per tu con Verdù l'ha battuta con freddezza, un rasoterra di destro che si è infilato sotto le gambe del portiere spagnolo. Attenzione Arakawa che calcia, fermata forse fallosamente alle sue spalle da Sicleri e Colucci, poi resta a terra proprio la giocatrice che ha firmato pochi secondi fa il gol dell'1-2, che ha permesso dunque alla Lazio di ribaltare l'iniziale vantaggio veronese firmato da Pomposelli. Resta a terra ma si rialza già il numero 3 biancoceleste. Si sincera delle sue condizioni Nanako Arakawa, che aveva provato con il destro, tentativo però centrale ben disinnescato da Marianna Pepe.
davvero non c'è un attimo di sosta, non c'è un attimo di respiro in questo primo tempo. Le reti di Pomposelli e poi a ribaltare la situazione quelle di Vanessa Cristina Pereira e Carola Colucci per un 1-2 che però, per quanto ho visto fin qui, mi sento di dire sarà in bilico fino all'ultimo minuto. Barca, Vanessa Pereira, palla lunga che colpisce in pieno volto Nanako Arakawa. Sportivamente la 77 mette fuori, ma poi anche a sincerarsi delle condizioni dell'avversaria. Tutto regolare, tutto tranquillo, mi sembra di capire, nessun problema per la calciatrice nipponica classe 99, applaudita dal pubblico del Pala Lupatotina, che come sempre con qualche minuto di ritardo, quando la gara è cominciata da qualche minuto, è andato a riempirsi con un appunto palazzetto molto spesso gremito in questa stagione, nelle partite casalinghe appunto dell'Audace Verona, che comunque ha ripagato i propri tifosi con ottime prestazioni, da ultimo quella di 2 settimane fa, 5-0 sul femminile Molfetta. Palla lunga da parte di Barca verso Siclari, verso Colucci, che non ha capito però l'intenzione della compagna, palla che comunque si è persa sul fondo. Verdù è già rilanciato, è intervenuta con la testa Siclari, interviene poi anche Vanessa Pereira, cerca il tentativo Colucci filtrante e poi va ad uscire tempestivamente in modo decisivo Verdù ad anticipare proprio la numero 77 classe 1988. Ancora Arakawa in mezzo a due, in mezzo a Siclari e Barca che la fermano sulla palla vagante, però la prima a giungere è Pomposelli che prima controlla con la suola, poi va all'indietro da De Angelis che allarga da Giulia Ferreira con il mancino. Ferreira firma al 18° minuto il 2-2. Continuano i botta e risposta tra Audace Verona e Lazio Global. L'ultima chiamata è quella di Giulia Ferreira al 18°, 2-2. La rete numero 7 della stagione dell'ex TNT Royal Lamezia, diventa appunto seconda miglior marcatrice della formazione di Andrea Rossi, appunto a quota 7, raggiungendo Benedetta De Angelis a 4 lunghezze dalle 11 marcature di Arianna Pomposelli, che aveva aperto lo score in questo bellissimo pomeriggio di futsal al Pala Lupatotina. Serie A Fables alla 19ª giornata, che sta vivendo davvero, sta facendo vivere agli spettatori di Futsal TV e della divisione calcio 5. Attenzione a De Angelis che va per la battuta a rete, va per l'iniziativa personale ignorando Pomposelli dal lato opposto, che va un po' a lamentarsi verso la compagna numero 2, chiede scusa alla 22. Una conclusione comunque che ci stava verso la porta di Pepe, che si perde sul fondo, troppo stretta sul primo palo. Pepe tradita invece, ingannata, un po' sorpresa dalla battuta, sempre verso il primo palo dal lato opposto, però da sinistra, da parte di Giulia Ferreira, che aveva saltato Colucci con un movimento verso l'esterno, appunto verso il piede con sul mancino appunto, e poi con un conclusione mancina potente, precisa sicuramente, ma da posizione defilata ad infilarsi sul primo palo con Pepe, che in questo caso dopo ottimi interventi non mi è sembrata irreprensibile, ineccepibile, così come in precedenza in occasione dell'1-1 Marta Verdù dopo ottimi interventi. Attenzione a Ferreira che non controlla il passaggio di Arianna Pomposelli. Ci sarebbe stata una buona situazione per la numero 12 per andare verso la doppietta personale, andare a firmare il 3-2. 1 minuto e 21 secondi, ultimo 81 secondi. Attenzione al controllo di Pasquale, era andata a vuoto Benedetta De Angelis, aveva lavorato bene in posizione di pivot Corinne Pasquale, che però poi va a toccare inavvertitamente con il braccio, il fischio da parte dell'arbitro, e il quinto fallo, dunque la quinta irregolarità per la Lazio Global. Suona la sirena proprio a segnalare la quinta irregolarità commessa dalla formazione ospite biancoceleste, e dunque in questi ultimi 65 secondi, scusate, di gioco del primo tempo deve stare attenta la formazione di Chileli a non commettere un altro fallo per non concedere il tiro libero alla formazione di Andrea Rossi, la squadra di casa rossonera. Pasquale cerca
dopo aver ricevuto da Vanessa Pereira di rimettere dentro nel cuore dell'area di rigore. C'è l'intervento difensivo come sempre determinante, come sempre puntuale, tempestivo da parte di De Angelis. Rimessa laterale dal lato sinistro del fronte offensivo biancoceleste, la batte Barca che scambia con attenzione Aio Chisalo. 45 secondi alla sirena dell'intervallo. Emilia Iochiselo con il 7° gol del proprio campionato riporta in vantaggio la Lazio 2-3. 45 secondi al termine, nel corso del 20° ed ultimo minuto di questo spettacolare, magnifico, intensissimo primo tempo. Il nuovo vantaggio, il secondo di questa partita per la Lazio. Bello scambio Barca, Pasqual, Iochiselo, sorpresa la difesa rossonera e sulla sponda di Pasqual verso la finlandese Emilia Cristina Iochiselo, la battuta appunto della 13 con il mancino ad infilarsi sotto la traversa, a lasciare Verdù stavolta incolpevole, e battuta appunto per la terza volta. Secondo vantaggio della Lazio, che era stata in vantaggio anche per 2-1 con il gol di Carola Colucci. Vanessa Cristina Pereira che invece ha firmato l'1-1 all'inizio direttamente da Pepe. 20 secondi, il lancio del portiere con la maglia numero 22, impreciso, cercava di raggiungere Pasquale in posizione di pivot, chiede scusa alla compagna. Mancano 18 secondi con l'Audace Verona che usufruisce di una rimessa in gioco, palla lunga di Arakawa con la testa indisturbata. Vanessa Pereira allarga sulla destra ora per Iochisalo, lungolinea per Barca che cerca di superare Pomposelli, molto brava con la zampata in scivolata Pomposelli a mettere il pallone in fallo laterale in favore della Lazio Global a 5 secondi al termine di questo primo tempo. Andremo anche noi qui in cabina di commento a tirare un attimo il fiato, a respirare dopo un primo tempo davvero anche difficile da raccontare, in cui è stato difficile mantenere il ritmo delle giocatrici in campo. Un bellissimo primo tempo qui al Palla Lupatotina che si chiude ora con la Lazio Global di Daniele Chilelli in vantaggio 3-2 sull'Audace Verona di Andrea Rossi, 3-2 con le reti di Pomposelli per il vantaggio dell'Audace Verona, il pareggio di Vanessa Cristina Pereira con la complicità e probabilmente l'autorete come indicato dal sito della divisione calcio a 5 da parte di Marta Verdù, il vantaggio della Lazio firmato Carola Colucci, il pareggio 2-2 con la rete di Giulia Ferreira e il 3-2 che per ora fissa appunto il risultato all'intervallo a 45 secondi dalla sirena di metà tempo di Emilia Iochiselo. Dunque con il punteggio di Audace Verona 2, Lazio Global 3, ci risentiamo tra una decina di minuti sempre qui dal Palla Lupatotina per la ripresa di questa 19ª giornata di Serie A Fables.
Bentornati dal Pala Lupatotin di San Giovanni Lupatoto, dove Audace Calcio a 5 Verone, Lazio Calcio a 5 Global hanno fatto ritorno sul parquet per ripartire con la seconda frazione di gioco. Un primo tempo davvero spettacolare, divertente, emozionante, con 5 reti e tantissime altre occasioni, 2 legni colpiti dall'Audace Verone, tante altre appunto occasioni da una parte e dall'altra, e le reti di Vanessa Cristina Pereira a metà tra rete appunto del numero 77 biancoceleste e autorete di Verdù, e poi Colucci e Iochisalo, che stanno portando appunto la Lazio a vincere, a portare a casa per ora il successo, anche se è ancora molto lunga. Inutili per il momento, non sufficienti per essere in vantaggio nemmeno sul pareggio per l'Audace Verona. Fino qui le reti di Pomposelli e Giulia Ferreira. Saranno però altri 20 minuti tutti da vivere per questa 19ª giornata della Serie A Fables, Serie A femminile 2024-2025. La palla lunga di Verdù verso Pomposelli, in anticipo secco Vanessa Pereira, poi il tentativo da parte di Barca, bello scambio tra Colucci e Iochisalo, il tentativo fermato da Arakawa, strozzato, palla lunga poi di Ferreira, ancora anticipo secco da parte di Vanessa Pereira, termina a terra Pomposelli dopo un contatto, un blocco da parte di Emilia Iochisalo. Non c'è alcun fallo da parte, ravvisato da parte della coppia arbitrale. Andiamo a leggere subito le formazioni in campo, con cui i due allenatori, Rossi da una parte e Chileri dall'altra, sono tornati sul parquet. Per l'Audace Verona appunto Verdù, De Angelis, Ferreira, Arakawa e Pomposelli. Per la Lazio Global Peppe, Iochisalo, Barca, Colucci e Vanessa Pereira. Sono tutte in campo le realizzatrici delle 5 reti fin qui viste in questo match del Pala Lupatotina. Ci prova Colucci ad andare a sgusciare via alla guardia di Pomposelli, che le mette il pallone in fallo laterale. La terna arbitrale oggi al Pala Lupatotina è composta da Denis Precai di Treviglio e Mattia Landi Prato, che sono i due direttori di gara. Al crono Andrea Saggese di Rovereto. Vanessa Pereira cerca sul secondo palo Iochisalo, ha intercettato ed è ripartita un break importante Giulia Ferreira. De Angelis ancora verso Arakawa, giocatrice nipponica, che torna indietro da Giulia Ferreira, che allarga tutto sulla sinistra per Pomposelli. La palla ancora verso Ferreira, Ferreira con il petto, attenzione alla palla che va a terminare in rete. C'è stata l'autorete di Vanessa Pereira, il secondo minuto di gioco della ripresa. Ancora emozioni, ancora reti, 3-3. La palla filtrante scodellata da Pomposelli per l'inserimento di Giulia Ferreira, che con il petto ha controllato in maniera non ottimale, allungandosi troppo il pallone. C'è stato però l'improvvido intervento difensivo da parte di Giulia Ferreira. Attenzione, dall'altra parte ancora in difficoltà Verdù sul lancio proprio di Pereira, non raggiunto con la testa da Colucci, ma che stava per ingannare Verdù. Diciamo dunque il lancio, la scodellata da parte di Pomposelli, il controllo non ottimale, troppo lungo da parte di Giulia Ferreira, e il tocco decisivo di Vanessa Pereira in anticipo sul proprio portiere, sulla compagna Marianna Pepe. La palla dunque che lentamente è andata a carambolare, a rotolare in rete per il 3-3 al secondo minuto della ripresa, dunque seconda autorete, andando ad annoverare la rete dell'1-1 dell'Audace, come indicato dal sito della divisione calcio a 5, come autorete da parte di Marta Verduagnon, per un intervento non irreprensibile, non perfetto, sul tiro da fuori, potente ma abbastanza leggibile da parte di Vanessa Pereira. Leggibile anche in questo caso da parte di Verdù il tiro da parte di Vanessa Pereira, non è dovuta intervenire, ma c'è stata una deviazione di De Angelis in precedenza, e dunque sarà calcio d'angolo per la Lazio Global, calcio d'angolo dal lato sinistro del fronte offensivo biancoceleste, battuta di cui si incaricherà Cecilia Barca. Quest'anno è la 10ª stagione in biancoceleste, le ultime 2 stagioni funestate da ripetuti e gravissimi infortuni alle ginocchia. Era una giocatrice sfortunata, un simbolo della Lazio Global, sempre in biancoceleste appunto. Questa è la sua 10ª stagione. Ci prova Giulia Ferreira a cercare poi l'imbucata, la palla filtrante per Pomposelli, fermata ancora una volta da Iochisalo, sempre molto presente, sempre molto brava, anche una presenza fisica importante, decisiva
dai due lati del campo, anche difensivamente, non solo offensivamente, anche con la rete del 2-3 che ha fatto il paio con quello del gol dell'andata della sfida del Pala Torino di Roma di metà novembre del 2024. Dall'altra parte ci prova un break offensivo e un bel tiro con il destro verso il primo palo Benedetta De Angelis, con Marianna Pepe che mette in corner, calcio d'angolo per Audace Verona, battuta proprio da De Angelis, ancora la palla verso Ferreira e poi lo scambio con De Angelis che ci ha provato con il destro, la posizione defilata con un cross che però è andato direttamente sul fondo senza alcun intervento reso necessario per Marianna Pepe. Iochisalo, Vanessa Pereira, lungo linea verso Colucci che controlla, riesce a evitare anche di andare a terra sull'intervento falloso da parte di Pomposelli. Iochisalo cerca di autolanciarsi, ne ha capito, anzi la barca fermata da Giulia Ferreira, che poi però concede la rimessa laterale in favore della Lazio Global davanti alla panchina rossonera. Rientrano sul parquet anche Siclari e Pasqual, restano invece Barca e Vanessa Pereira. Credo non sia mai uscita per tutti questi primi 23 minuti e 15 secondi di gioco. Lezione a De Angelis che rischia l'autorete, bravissima Verdù con i piedi in spaccata ad evitare la terza autorete del pomeriggio. Questa sarebbe stata ancora più beffarda da parte di Benedetta De Angelis, bravissima però Verdù, grandi riflessi, grande reattività anche fisica per non farsi superare da una deviazione che la stava spiazzando, l'aveva spiazzata in modo però non definitivo, non decisivo. Bravissima davvero, un grande applauso al portiere spagnolo. Comunque al di là dell'autorete, la sfortunata autorete in occasione dell'1-1 sul tentativo, sul tiro di Vanessa Pereira, è stata davvero bravissima in moltissime altre occasioni, moltissime altre circostanze. Barca perde il contrasto con Pomposelli che le sradica il pallone, la numero 2 che viene poi fermata dalla 77 in biancoceleste, Vanessa Pereira. 16 minuti e 2 secondi, 16 minuti e 2 secondi tutti da vivere sempre qui, sempre su Futsal TV e sul canale YouTube ufficiale della divisione calcio a 5, con i primi 24 minuti di gioco effettivi, davvero divertenti, davvero emozionanti, senza soluzione di continuità, senza un attimo di sosta e di respiro, all'insegna di una grande intensità, di un grande agonismo e di un grande spettacolo. Pomposelli all'indietro da Ferreira e poi a far correre Benedetta De Angelis, doppio passo, a saltare Pasquale, almeno a cercare di superarla di slancio. Ha capito tutto però il numero 7 spagnola, classe 81, mette il pallone in fallo laterale. Pomposelli di prima, il tentativo fermato da Vanessa Pereira che può anche controllare e far ripartire l'azione delle compagne. In scivolata Pomposelli a fermare Pasquale davanti alla postazione del cronometrista Andrea Saggese di Rovereto. Rimessa laterale battuta da Valentina Sicler, all'indietro da Pepe che porge a Vanessa Pereira. Malinteso con Pasquale, può ripartire la Dacia Verona con Pomposelli. Pomposelli calcia, colpisce in pieno Giulia Ferreira, stava dettando anche ad ampi gesti, ad ampi cenni il movimento alle compagne Pomposelli, poi è andata in solitaria con un'azione personale, l'iniziativa fino in fondo personale con il tentativo verso la porta di Pepe che ha colpito però in pieno la compagna. Quasi esaurito il primo quarto della ripresa, 15 minuti e 3 secondi ancora da giocare. Audace Verona 3, Lazio Global 3. Questa 19ª giornata che si è aperta ieri con i successi del CMB sul Molfetta 10-1 con poker di Vanini, con la vittoria 3-1 del Bitonto nel super match, nel match di cartello di giornata, 3-1 sul parquet della Pescara di Amparo. E poi oggi alle 12 il primo match con la vittoria del Falconara 5-0 al Pala Badiali sul Cagliari di Moreno Giorgi, risultato che permetterebbe all'Audace di portarsi, in caso di punti conseguiti oggi anche con un semplice pareggio, di portarsi all'8° posto in solitaria, lasciando appunto a quota 16 il Cagliari, portandosi quantomeno a quota 17, anche se la squadra dei rossi spererebbe di fare bottino pieno in questa partita, sempre sul filo dell'equilibrio come tutti gli ultimi scontri diretti tra Audace Verona e Lazio Global. Lo scorso anno 1-1 qui al Pala Lupatotina e 4-3 per l'Audace esterno sul campo della Lazio al ritorno in aprile.
la terzultima giornata all'epoca, e all'andata invece al Pala Torino di Roma il 16 novembre 2-2, con le reti della squadra di Chilelli firmate da Iochisolo e Barca, e il pareggio nel finale con le reti di di De Angelis e Giulia Ferreira per l'Audace Verona di Andrea Rossi. Pomeriggio della 19esima giornata di Serie A Fables, che è proseguito poi con la vittoria del Tiki Taka nel match delle 15 3-2 sul campo della Kickoff, e a chiudere il quadro alle 18 TNT Royal Lamezia VIP, con il riposo che oggi tocca, in questo turno tocca l'Atletico Foligno, che sarà poi il prossimo avversario dell'Audace domenica prossima alle 16:30 al Pala Paternesi. Audace invece che ospiterà al Pala Torino il Pescara. Iochisalo all'indietro da Siclari verso Vanessa Pereira, su di lei impressione De Angelis, la numero 77 va all'indietro da Peppe, che poi cerca di lanciare verso Pasqual, in netto anticipo a Arakawa, che però non riesce a controllare definitivamente il pallone, che sfida sul fondo, meglio in fallo laterale in favore della Lazio Global. Dal lato destro del fronte offensivo biancoceleste Siclari, che se ne incarica, va a scodellare sul lato debole, sul lato opposto verso sinistra del fronte offensivo biancoceleste, senza però trovare una compagna a metà strada tra Pasqual e Vanessa Pereira. Arakawa, De Angelis lungo verso Zandona, appena rientrata sul parquet, vista un troppo lungo nel primo tempo. Ancora Zandona che cerca di azionare il proprio mancino, bravissima, caparbia, coriacea a tenere il pallone, a offrirlo all'indietro da De Angelis, a portare comunque a casa un fallo, che è il primo del secondo tempo, a 13 minuti e 37 della sirena finale. Calcio di punizione dunque per l'Audace Verona, con De Cao inserita da Andrea Rossi al posto di Arianna Pomposelli, credo anche, non solo, per andare a calciare questa punizione da una posizione molto simile, praticamente identica, dal lato opposto. Nel primo tempo ha calciato direttamente verso la porta, cogliendo in pieno la traversa, una conclusione di una potenza e anche di una precisione terrificanti, andando a scuotere la traversa sopra Pepe, ancora potente questa volta però a colpire il muro, costituito da una sola giocatrice, costituito da Corinne Pasqual, l'ex Real Stat, che è andata dunque a respingere la conclusione della numero 10 in maglia bianca. Zandona cerca di scodellare lungolinea per De Cao, pallone che però va a perdersi in fallo laterale senza alcuna deviazione da parte di Emilia Iochisolo, dunque rimessa laterale per la Lazio Global. Siclari allarga per Vanessa Pereira, fermata da Arakawa, che poi anticipa anche Siclari, pallone però rotola dalle parti di Peppe con le mani verso Iochisolo, pressione alta da parte dell'Audace Verona, vincente con Zandona, che non guadagna la rimessa laterale ma va quantomeno a fermare l'incedere della giocatrice classe 98 finlandese. Ritmi leggermente calati, fisiologicamente anche calati. Nel frattempo duello molto intenso fisicamente tra De Angelis e Pasqual, ne esce vincente la giocatrice con la maglia numero 22 bianca, qualche lamentela da parte della 7 biancoceleste all'indirizzo del secondo arbitro oggi, Mattia Landi di Prato. Diciamo fisiologicamente e anche in modo più che legittimo calati i ritmi in questa ultima fase della gara, con comunque un secondo tempo che era cominciato sulla falsa riga del primo, con ritmi elevatissimi e grande intensità, e una rete dell'Audace Verona che aveva portato appunto l'unica rete finora della ripresa, il punteggio sull'attuale 3-3. Zandona, buona azione per lei con la fuga in banda mancina e il tentativo tiro cross che stava per ingannare Pepe, che va a metterci una pezza, va a smanacciare sul fondo. Calcio d'angolo in favore dell'Audace Verona, lo batterà Benedetta De Angelis, sistema la palla, va a controllare, ad osservare lo schieramento delle proprie compagne, va a scambiare con Arakawa e poi a mettere dentro un pallone troppo lungo per chiunque. Scambio Vanessa Pereira, Pepe guadagna spazio al numero 77, guadagna la metà campo offensiva, allarga per Pasqual. Pasqual costretto a tornare all'indietro, perde metri, va ad evitare l'intervento di Benedetta De Angelis, allarga poi per Barca, ancora verso Iochisolo nel cuore del campo. Vanessa Pereira
l'imbucata per Pasquale, troppo lunga, interviene Verdù, palla lunga verso De Cao, grande controllo, Mancino da posizione defilatissima, in condizioni di equilibrio più che precario, la porta però la trova, la centra, costringe Pepe ad una non banale deviazione in corner. Applausi meritatissimi per Elena De Cao, gran controllo e grande conclusione appunto in condizioni precarie di equilibrio ma con grande capacità di coordinazione. È riuscita ad inquadrare la porta anche con una discreta potenza, costringendo Pepe ad una bella smanacciata sul fondo. Smanacciata nel senso appunto di intervento, non per sminuire assolutamente, anzi bell'intervento da parte di Pepe, buon riflesso. Pepe che invece in questo caso non ha alcun problema a bloccare sul lancio di Verdù e poi sul lancio proprio con le mani da parte di Pepe e sull'intervento a vuoto di Pasquale. Zandona che deve anticipare Iochisalo davanti a Verdù a mettere in fallo laterale. Siclari inserita da Chilelli come portiere di movimento. Power play dunque per la Lazio Global, 5 contro 4 per cercare di occupare stabilmente, di mantenere il possesso nella metà campo rossonera. Iochisalo, Pasquale ancora verso Siclari che però interviene e tocca il pallone quando questo ha ormai superato la linea di metà campo, non può toccarlo appunto nella metà campo difensiva. Fischiano correttamente da regolamento i due arbitri, nella fattispecie ha fischiato Denis Precai di Treviglio, primo arbitro oggi, e dunque calcio di punizione in favore dell'Audace Verona, battuto da Arakawa. Rientra tra i pali il portiere diciamo di ruolo Marianna Pepe. Fallo poi di Zandona, pestone ai danni di Emilia Iochisalo, va ad uscire proprio Zandona insieme all'altra giovanissima di casa Audace, Elena De Cao. La classe 2003 e 2004 vanno a lasciare il posto a Giulia Ferreira e a Arianna Pomposelli. Vanessa Iochisalo, è il primo fallo anche per l'Audace Verona, la formazione di casa in questa ripresa. 1-1 il conto dei falli, delle irregolarità commesse, 3-3 il punteggio che conta. Ancora Siclari sul parquet come portiere di movimento. Barca cercava di restituirle il pallone, l'intervento di Pomposelli concede il corner alla Lazio Global a 11 minuti e 2 secondi dal termine del primo tempo. Fase un po' meno entusiasmante, meno divertente negli ultimi minuti. Entra sul parquet anche la numero 11 Claudia Ruffini, classe 2002. Attenzione a Giulia Ferreira che cerca un po' farraginoso di possesso palla da parte della Lazio Global, di cercare di trovare la porta direttamente dalla propria metà campo senza successo, andando ben lontana addirittura con il pallone che termina in fallo laterale dalla parte opposta. Dicevamo ingresso in campo per la prima volta in questo pomeriggio al Palla Lupatottino da parte della numero 11 Claudia Ruffini, classe 2002, ex Roma, calcio a 5. In stagione ha già realizzato 2 reti e quindi una giocatrice che si sta per ritagliare, si sta ritagliando molto bene il proprio spazio in questa stagione di Serie A, con anche appunto 2 reti realizzate, l'ultima nell'ultima sfida, l'ultima vittoria della Lazio settimana scorsa al Palla Torino, 8-4 sull'Atletico Foligno, una delle 8 reti con cui la squadra di Chilelli ha superato appunto le Umbre. Il tentativo di Pomposelli, bellissimo dal punto di vista anche stilistico, al volo, in mezza girata volante, con un tentativo anche ottimo come impatto col pallone, quella che però si perde sul fondo, ben controllata da Pepe. Non è sembrata affatto sorpresa dal tentativo della numero 2 in maglia bianca, davvero però apprezzabile per intenzioni e anche per esecuzione. Bel tentativo della giocatrice che aveva aperto le danze in questo spettacolare pomeriggio al Palla Lupatottino, un pomeriggio di grande futsal, di grandi emozioni, di grande intensità, ancora tutte da vivere l'ultima metà del secondo tempo, 10 minuti e 10 secondi ancora da vivere. Pereira, Iochisalo, Pasquale, un po' di difficoltà in questo possesso nonostante la superiorità nella metà campo rossonera per l'Audace, per la Lazio Global.
con l'intervento difensivo di Ferreira a fermare l'azione della Lazio Global, che ora torna in possesso palla. Siclari, clamoroso errore di Ruffini a 0 metri dalla porta di Verdù, incredibile occasione per trovare il terzo gol stagionale per la classe 2002, appena entrata sul parquet, appena entrata dopo pochi secondi già con una clamorosa occasione. Non è riuscita ad indirizzare verso la porta, era ben appostata sul secondo palo. Ottimo movimento, ottimo giro palla da parte della squadra di Chilelli. Gran palla di prima intenzione di Siclari dopo aver ricevuto da Pasqual verso il secondo palo. Ruffini con il mancino, piede debole, andata a svirgolare, a calciare direttamente in fallo laterale. Era veramente a 0 metri dalla linea di porta. Grande chance per la Lazio Global di convertire in rete, di convertire nel 4-3. Una situazione di superiorità numerica, stavolta davvero ben gestita. Ruffini sguscia bene via, cerca la giocata verso Vanessa Pereira, ha capito tutto e ha intercettato Giulia Ferreira in anticipo su Vanessa Pereira. Concede poi la rimessa laterale in difficoltà l'Audace Verona negli ultimi minuti, sta davvero sfruttando bene il power play, ma sta aumentando anche, o meglio sta mantenendo ottimi ritmi, ottime capacità fisiche la Lazio, a differenza dell'Audace forse un po' in difficoltà. Siclari cerca di calciare da posizione defilata sotto le gambe di Verdù, come fatto in precedenza nell'occasione dell'1-2. Colucci non si fa sorprendere questa volta il portiere spagnolo, che poi va a calciare direttamente sulle travi in legno del soffitto del Palla Lupatotina, concedendo la rimessa laterale nuovamente alla Lazio Global. Pasqual, ancora manovra di accercamento. Ruffini che prima cerca il servizio centrale per Vanessa Pereira, poi va a calciare sul rimpallo, sulla palla vagante verso la porta. Deviazione di Arakawa, calcio d'angolo. Audace un po' in apnea in queste ultime fasi di gara. Lazio Global che sta salendo ulteriormente di livello, meglio lo sta mantenendo alto. L'Audace forse che è un po' calata, un po' in difficoltà. Pasqual, ancora Ruffini che è entrata comunque bene in gara, molto al centro del gioco, tutte le manovre offensive di Chilelli, al netto del clamoroso errore sotto porta da 0 metri perché poteva valere il 3-4. Attenzione alla deviazione di Ferreira, Pasqual non ne approfitta, non riesce a coordinarsi, vicina a pochi passi da Verdù. Attenzione a De Angelis, il dribbling di Ferreira, la palla dentro, la palla verso Arakawa che non trova la porta. In porta tra i pali c'era Siclari, non era rientrata Pepe, aveva condotto molto bene la ripartenza l'Audace Verona sull'asse De Angelis, Giulia Ferreira, dribbling secco sulla diretta avversaria, palla dentro, la deviazione di Arakawa vicina al palo. Nel frattempo Pomposelli non controlla bene, ne approfitta Pasquale, bravissimo poi Pomposelli a guadagnare anche la rimessa laterale perché fa carambolare il pallone sulle gambe di Barca, che poi ha modo anche un po' di bisticciare con Federica Arca, la fotografa sempre presente al Palla Lupatotina, per un pallone, secondo la giocatrice Lazio, trattenuta alla fotografa rossonera, malinteso tra le due, diciamo così. Arakawa davvero vicinissima al 4-3 con appunto Siclari tra i pali per la Lazio prima del ritorno di Pepe tra i pali. Brava poi De Angelis, attenzione ad Arakawa che prova a cercare la porta, non la trova direttamente dalla propria, neanche metà campo, dalla propria area di porta, non distantissima comunque dai pali. La porta difesa da nessuno, la porta rimasta sguarnita, era proprio Siclari che stava cercando con la maglia rosa del portiere della Lazio Global di andare alla battuta a rete a tu per tu con Verdù, meglio a pochi passi da Verdù. Bravissima De Angelis a sradicarle il pallone dai piedi e poi appunto sulla palla vagante si impossessa la palla vagante Arakawa che non trova però la porta. Siclari, partita apertissima ad ogni possibile soluzione, ad ogni possibile esito, ancora sul filo dell'equilibrio. Vanessa Pereira, ancora condizione di power play, situazione di power play per la Lazio Global. Vanessa Pereira, Iochiselo, le ultime due giocatrici difensive diciamo per la Lazio in possesso palla, cristallizzano il possesso con l'aiuto di Siclari. Ancora Pereira, ancora Iochiselo in pressione alta
Giulia Ferreira e De Angelis, l'imbucata per Sicleri, posizione centrale, ancora Pasquale, campo di spazio, non riesce ad andare da Barca che era tutta sola sul secondo palo, decisivo l'intervento di Arakawa, ancora Vanessa Pereira, Iochiselo sulla destra per Pasquale, indietro ancora dalla finlandese, ora la brasiliana di Patos de Minas, Iochiselo, ancora Vanessa Pereira, impressione ancora secca, forte, Arakawa, pressione alta, l'Audace che cerca di togliere qualche metro, di far arretrare di qualche metro la Lazio Global. Iochiselo, Sicleri, Barca, ancora da Pasquale, dentro per De Angelis, per Iochiselo, bravissima De Angelis ad intervenire, e poi il tocco con la mano di Pasquale ravvisato da Precai a fischiare il fallo, che è il secondo della Lazio, dopo che 2 ne erano stati commessi anche dall'Audace Verona. Può respirare l'Audace, respira anche grazie al time out chiesto a 6 minuti e 13 secondi dal termine da Andrea Rossi, il primo time out della gara, del secondo tempo, ma anche di tutta la gara. Andiamo a leggere dunque. Vi avevo detto che la 19ª giornata di Serie A Fables si era aperta ieri con il 10-1 del CMB Futsal sul Molfetta, con sugli scudi Vanin, autrice di 4 reti, e con la vittoria 3-1 del Bitonto sul campo del Pescara, con la rete di Belli per gli abruzzesi, ribaltata da Renatigna e Lucileia dall'autorete di Dincecco. Oggi alle 12 il match d'apertura del programma domenicale con l'Ocasa Falconara, che ha battuto 5-0 il Cagliari con l'autorete di Vecchione, la doppietta di Elpidio e le reti anche di Praticò e Letti Cortés. Alle 15 poi la vittoria del Tiki Taka sul parquet della kick-off, per la kick-off a segno Bovo e Getulio, per il Tiki Taka che era sotto 0-2, le reti della rimonta di Bertè e Bettioli, e poi a 5 minuti dal termine il decisivo 3-2 di Ana Soldeviglia. E appunto alle 18 a chiudere il quadro ci sarà il match tra TNT Royal Lamezia e VIP a riposo l'Atletico Foligno, che sarà invece nella 20ª giornata settimana prossima, la 7ª di ritorno, avversario dell'Audace Verona sul parquet del Pala Paternesi di Foligno alle ore 16:30 domenica prossima 3 marzo, mentre invece anticiperà a sabato 1 marzo alle ore 15 al Pala Torrino la Lazio, che ospiterà il Pescara. Il Pescara appunto tra le mura amiche. 6 minuti 9 secondi al termine, sono rientrate in campo le due squadre. Attenzione al tentativo direttamente, diciamo, verso la porta per cercare una deviazione, non per forza di una propria compagna, ma andava bene anche di un'avversaria, Giulia Ferreira, anticipata da Pepe. Nanako Arakawa, rimessa laterale dal lato opposto per la Dacia Verona. Ferreira calcia! La deviazione decisiva ancora di Marianna Pepe, 6 minuti esatti al termine della gara. Questa gara bellissima al Pala Lupatotina, 5 gol nella ripresa, uno solo, 5 gol nel primo tempo, scusate, uno solo nella ripresa, a fissare il momentaneo attuale 3-3, anche se il punteggio è ancora in stra-equilibrio, perché non mancano mai, non finiscono mai le emozioni qui al Pala Lupatotina oggi, e il match è sempre sul filo dell'equilibrio, sempre apertissimo, aperto ad ogni possibile soluzione, a possibile esito. La palla lunga di Vanessa Pereira, di testa Arakawa, anticipa Pasquale, recupera Iochiselo che serve Barca, che cerca di tornare da Pasquale, ha intercettato De Angelis, e sul rimpallo poi è Verduo da poter impossessarsi del pallone. Il lancio di De Angelis è errato verso Arakawa, in anticipo Iochiselo che fa sfilare anche Pepe sul fondo per una rimessa appunto dal fondo con le mani proprio di Marianna Pepe, l'ex Lamezia, che cerca Pasquale. Grande anticipo di Benedetta De Angelis verso Giulia Ferreira, che non riesce con l'esterno a far correre Arakawa, palla fuori proprio al centro del campo, all'altezza della linea mediana, sul lato delle panchine, a metà tra le due panchine. Rientra Sicleri, esce nuovamente a farle posto Pepe. Sicleri, ancora power play per Chilelli, all'indietro da Iochiselo, 5 minuti e 10 secondi. Vanessa Pereira, ancora dalla finlandese, autrice del 2-3, che è l'ultimo vantaggio di questo pomeriggio per ora per la Lazio, poi vanificato dall'autorete di Vanessa Pereira. Ancora Iochiselo, fase un attimo di surplus, di stallo del possesso palla, con l'Audace ben disposta difensivamente a togliere ogni possibile sbocco, ogni possibile linea di passaggio
e dunque a consolidare il possesso la Lazio Global con Pereira e Iochisalo in posizione di ultime difendenti, diciamo così, in caso fosse perso il pallone dalla squadra di Chilelli. Barca, ancora Vanessa Pereira, 4 minuti e 15 secondi. Lazio ormai da più di un minuto in ininterrotto possesso palla. Vanessa Iochisalo, Barca, ancora dalla finlandese, ora dalla brasiliana. Non trova spazio la squadra di Chilelli, che ora è entrata sempre con il possesso di palla gli ultimi 4 minuti. Si schioda la situazione con il pallone verticale sul lato sinistro da parte di Sicleri verso Barca, la palla nuovamente in fallo laterale e ora ancora Iochisalo che imbuca centralmente per Vanessa Pereira, ancora Iochisalo che sbatte su Verdù, decisiva, grande intervento di Marta Verdù-Agnon su Emilia Cristina Iochisalo, grande intervento del numero 1 rossonero a negare la gioia della doppietta personale. Sarebbero stati 3 gol tra andata e ritorno per Emilia Iochisalo, l'ex TNT Royal Lamezia e Atletico Chiaravalle, almeno per stare alle esperienze in Italia. Aveva davvero sfilato, era sfilata sul lato destro del fronte offensivo biancoceleste, sul lato sinistro di quello difensivo rossonero. Attenzione a Pasqual che calcia da posizione più che defilata, non trovava compagne libere. Si lamenta però il suo indirizzo Chilelli, che chiedeva un suggerimento centrale, un servizio centrale. Si tratterà di rimessa laterale però per l'Audace Verona. La palla è terminata fuori appunto sul lato lungo del campo e dunque è stata De Angelis a battere la rimessa laterale verso Verdù, come indicato appunto da Landi Di Prato, secondo arbitro oggi. Giulia Ferreira, De Angelis non ha mai optato per il portiere di movimento Rossi, a differenza di Chilelli, che invece ne ha usufruito, diciamo, ha fatto ricorso per più di metà frazione da ben prima, credo, del 10° minuto di gioco di questa ripresa. 2 minuti e 56 al termine del match, 176 secondi tutti da vivere, così come abbiamo vissuto con grande piacere, grandi emozioni i primi 37 e poco più, e pochi secondi, pochi spiccioli. Sicleri verso Barca che si impegna per mantenere il possesso palla, va poi a servire all'indietro, male la compagna, calcio d'angolo per l'Audace Verona, si affretta a batterlo con Sicleri ancora tra i pali, va però a sbucciare la conclusione Arakawa, che poi va anche a toccare con la mano sul tentativo di rinvio da parte di Emilia Iochisalo, poi va a scaraventare con grande inaudita potenza il pallone in fondo al sacco Giulia Ferrer, con il gioco però abbondantemente da tempo fermato dal fischio di Precai. Iochisalo torna sul parquet, anzi resta, non era mai uscita Sicleri anche in occasione del corner battuto dall'Audace Verona sul retropassaggio troppo lungo da parte di Barca, troppo arretrato. Ancora Sicleri con Vanessa Pereira, 2 minuti e 18. Barca, Pasqual va a mettere dentro nel cuore dell'area di porta rossonera, va ad allontanare Benedetta De Angelis, sempre ben appostata. Pasqual all'indietro da Barca, non si fida di andare direttamente verso la porta, aveva un po' di spazio con il destro. Vanessa Pereira, Iochisalo, siamo entrati negli ultimi 120 secondi di gioco. Iochisalo, Vanessa Pereira, ancora la finlandese con la maglia numero 13 che va ad osservare la disposizione delle compagne, va a scambiare ripetutamente con Vanessa Pereira per cercare di stanare l'Audace Verona, di far guadagnare qualche metro e guadagnare, ricavare lo spazio giusto per la giocata, fare un po' scoprire la formazione di Rossi, che però si sta difendendo benissimo e poi è stata salvata poco fa dal proprio portiere in una delle rare occasioni in cui si è aperta, ha mostrato il fianco in occasione del tentativo appunto di Iochisalo. Ancora De Angelis, molto brava ad anticipare Vanessa Pereira, il tentativo di servizio centrale da parte di Barca. 1 minuto e 20 secondi, 80 secondi di gioco. Vanessa Pereira
Pasqual muove il perno, Pasqual va dentro, ha parato Giulia Ferreira, meglio allontanato, attenzione ancora Giulia Ferreira, Ferreira che cerca la porta, non la trova con l'esterno sinistro. Grande occasione per l'Audace per passare nuovamente in vantaggio con Pasqual che ha prima eluso l'intervento difensivo di Arakawa usando benissimo il piede perno e facendo sfilare il pallone sul destro, e poi cercando il servizio centrale fermato da Giulia Ferreira. De Angelis ha cercato in una prima occasione di portare e di tramutare l'azione da difensiva a offensiva per l'Audace, e poi Giulia Ferreira sulla palla vagante ha cercato con l'esterno sinistro di inquadrare la porta, rimasta logicamente ovviamente sguarnita senza inquadrarla. È a 1 minuto e 7 secondi dal termine, va a chiamare time out anche Daniele Chilelli. Cercano dunque ancora con tutte le proprie forze, le proprie residue poche forze rimaste a disposizione, Audace Verona e Lazio Global la vittoria. Per l'Audace sarebbe la 5ª vittoria stagionale, per la Lazio addirittura la 10ª, per andare a quota 33 punti. Al momento invece sta maturando un pareggio che sarebbe il 5º stagionale per l'Audace, il 4º per la Lazio, ma questi 67 secondi ancora tutti da vivere possono ancora confermare l'esito attuale o ribaltarlo totalmente. Rientrano sul parquet le due squadre con Pepe rientrata, portiere di ruolo in questo momento, rientrata con il lancio lungo verso Pasquale, di testa ad anticipare Benedetta De Angelis, che poi va a rovinare sul parquet, a cadere rovinosamente sul parquet. Brutto impatto per Benedetta De Angelis dopo il duello aereo con Corinne Pasquale, che poi sportivamente l'aiuta a rialzarsi. Cenno d'intesa, chiarimento tra le due, anche un bel sorriso, nessun momento di difficile gestione per gli arbitri nel corso del match, nessun momento di nervosismo. Partita nonostante la grande intensità, il grande agonismo, sempre sui binari della correttezza, della sportività, del fair play. Mai un momento di nervosismo, come spesso vediamo, almeno al femminile, le partite anche di Serie A. Vanessa Pereira, Pasqual, Iochisalo, ancora verso Pasqual, mancano 40 secondi, Iochisalo un po' di spazio, viene fermata da De Angelis che la trattiene, verrà verosimilmente ammonita, anzi no, sembrava portarsi la mano al taschino Landi. Un giallo che a termine di regolamento poteva anche starci, una trattenuta da parte di De Angelis su Iochisalo, che aveva guadagnato lo spazio giusto per portarsi e guadagnare metri verso la porta di Verdù. Aveva un po' di spazio per andare a calciare anche verso la porta. Calcio di punizione comunque da posizione più che interessante per la Lazio sulla tre quarti di spostati verso destra. Vanessa Pereira, il tentativo di Iochisalo, poi quello della 77, prima Pomposelli ad immolarsi, a respingere, e poi il pallone che termina sul fondo, sul mancino di Vanessa Pereira. 36 secondi, il lancio di Verdù verso Pomposelli, davvero troppo lungo, palla direttamente dalla collega Marianna Pepe. Vanessa Pereira verso Pasquale, netto anticipo De Angelis, De Angelis centralmente per Arakawa, Arakawa verso Pomposelli, Pomposelli cerca lo spazio, Pomposelli verso il secondo palo, verso De Angelis, può distendersi e fermare il pallone, bloccarlo Marianna Pepe. Attenzione a Vanessa Pereira, a terra tutte, a terra 3 giocatrici contemporaneamente, prima Siclari, poi Arakawa e poi anche in un flipper amico Giulia Ferreira. 11 secondi di gioco, ancora apertissimi, vediamo come andranno. Ancora la battuta di Giulia Ferreira che va probabilmente a far esaurire i secondi a sua disposizione, e dunque c'è un grande disappunto e grande rabbia da parte di Andrea Rossi. L'inversione della battuta, il cambio di rimessa laterale, questa volta in favore della Lazio Global, da posizione offensiva. 9 secondi, va direttamente a calciare Vanessa Pereira, va a parare Pomposelli, il tiro
ancora Vanessa Pereira che calcia, ancora il tentativo, la palla allontanata definitivamente dall'Audace, anzi no, Vanessa Pereira suona la sirena con gli ultimi ripetuti tentativi da parte di Vanessa Pereira e di Iochisalo verso la porta dell'Audace Verona, che va strenuamente a resistere anche con le ottime parate del proprio portiere da parte di Marta Verduagnon, che oggi, al di là della sfortunata autorete che aveva generato l'1-1 sul tiro di Vanessa Pereira, è stata anche oggi una delle migliori in campo. Termina dunque qui il match del Pala Lupatotina, finisce 3-3 tra Audace Verona e Lazio Global. Le reti per l'Audace di Pomposeni nel primo tempo per 1-0, ribalta la situazione la Lazio Global con le reti di Verdù, autorete, e Carola Colucci. Pareggio 2-2 di Giulia Ferreira, nuovo vantaggio Lazio a 45 secondi dall'intervallo firmato da Emilia Iochisalo. Al secondo della ripresa il definitivo 3-3 firmato da Vanessa Pereira con una sfortunata deviazione nella propria porta, quindi seconda autorete di giornata, una per parte, appunto Verdù da una parte, Vanessa Pereira dall'altra. 3-3 dunque che porta Audace Verona e Lazio rispettivamente a quota 17 e quota 31 punti. L'Audace, o meglio la Lazio, resta solitaria al secondo posto in classifica, al sesto posto in classifica, scusate, ora, anche se ora le lunghezze di margine di vantaggio sul CMB settimo scendono a 3, mentre invece l'Audace guadagna l'ottava piazza in solitaria, quota 17, staccando di una lunghezza il Cagliari, che sconfitto nel match di mezzogiorno 5-0 al Pala Badiali dall'Ocasa Falconara, appunto resta ancorato a quota 16. Io ringrazio FP Video Production e Filippo Piovesan per la regia, Alessandro Zamboni per le riprese. Ricordo il risultato finale al Pala Lupatotina per la 19ª giornata della Serie A Fables 24-25. Audace calcio a 5 Verona e Lazio calcio a 5 Global hanno pareggiato in una partita magnifica, intensissima, divertente, 3-3. Un saluto e un ringraziamento per l'attenzione, a risentirci con i prossimi appuntamenti di Calcio a 5 da Giacomo Mozza.